Oggi Ali Aliper è in Fondazione Banca degli Occhi per consegnare un contributo importante. Giuliano Canella è qui per rappresentare questo gesto importante per la ricerca di Fondazione Banca degli Occhi. La soddisfazione vostra in questo progetto? Guarda, la soddisfazione dopo la visita che abbiamo appena effettuato è veramente altissima, perché ero a conoscenza di questo progetto, però non in modo dettagliato come ho scoperto adesso. Quindi veramente ci rende ancora più orgogliosi di aver contribuito a sostenere un'attività di ricerca che è veramente importante. Abbiamo sentito che a livello europeo si riesce a donare fino a livello europeo, quindi ci fa veramente onore e quindi ringrazio di nuovo i clienti lì, perché alla fine noi siamo qua solo grazie alla sensibilità dei clienti lì che, ripeto, hanno deciso liberamente di donare un contributo a questa iniziativa. Un pacchettino di carote per la ricerca in tutto il mese di ottobre. In quanti punti vendita, in che modo è stato diffuso questo progetto, in che modo avete avuto così la volontà di diffonderlo? Ma guarda, questo sì, è un pacchettino, però un pacchettino che ha un po' di storia, nel senso che quando siamo partiti nel 2010 sicuramente siamo partiti un po' in sordina, poi negli anni invece abbiamo lavorato a trovare un packaging innovativo ma soprattutto comunicativo, perché uno dei motivi di questa iniziativa è saperlo comunicare bene, e noi siamo andati facendo appunto dei packaging che comunicassero questo, quindi un cliente davanti al prodotto capiva molto semplicemente che acquistando fisicamente questo prodotto riusciva a dare pienamente il contributo a questa iniziativa. Il contributo alla fine che oggi consegnate alla ricerca? Il contributo, insomma, secondo me è abbastanza sostanzioso, perché, ripeto, è in un mese, quindi non è un progetto che da noi è durato chissà quanto tempo, un mese, e quindi tra l'altro ottobre è un mese anche che non si lavora tantissimo nei supermercati, quindi il fatto di aver raggiunto e superato le 8.000 euro è sicuramente un risultato molto positivo. Grazie allora da Fondazione Banca degli Occhi.